Bello Simeone, vai, fai gol di Lorenzo, ma no, manco sfizi lo gol, la bandiera, niente. Buongiorno, piano piano perché dormono tutti e la formazione l'abbiamo indovinato, ma era troppo facile, non mi atteggio, non ho seguito, penso che si sia gridato, letto, hanno gridato, no ragazzi, trovo di cattivo gusto, lo dico perché, sei sempre polemico. Perché nel commemorare Gio Barone c'ha da sta fotografie da Laurentiis sempre protagonista, non lo trovo di buon gusto. Andiamo avanti. La formazione della data invece l'hanno sbagliata proprio tutti. Vediamo. Occhio, raccomandi. Madonnami, non ci credo. Madonna mia il palo. Qua Jesus. Raccomani, attenzione, che cacchio. Polità. Una palla di Anghissà un po' lunga. Un Casatiello, un torta. Com'è forte il telefonista di Paramount Plus che sa tutti i fatti. Vedi Traoré? E tiravi prima. Mamma mia, Anghissà. Bravo. Sfruttiamo il corner, sfruttiamo. Sta palla, raspato, che diamine. Sì che hai fatto. Oh, bellissimo. Sì! Ha pigliato il calcio dopo il calcio. Vabbè. Niente. Forse era pure fuori gioco. Mamma mia, Polità. Mamma mia. Ehi, Traoré, che stop! Al 18°. Brutto fallo su Mario Rui. Devi ammonire subito, altrimenti questi insistono. Brutto in ritardo. Eravamo usciti anche bene al 21° così. Però anche sta rumè. Teniamo quasi superiorità numerica. Vai Traoré. Dai Traoré. Vabbè. Maronna mia, no, non ci credo. Gli abbiamo fatto fare una cosa che senza manco intervenire con questa palla a campanile. Soffre, è chiaro, Mario Rui di testa contro Atebor. Ma dopo cosa è successo? È proprio calzona tutti noi. Ma sta palla che rimbalza e nessuno esce. Qua, raccomando, ok. Poi nessuno va. Di Lorenzo aspetta. Meret che non esce. Quell'altro fermo. Un gollonzo. Secondo me la palla che spiove la Meret dopo il primo colpo di testa di Rachmani. Non ci può andare Meret. Dice mia e va. Cioè proprio una palla lenta. Sì, si va annuzzando con l'aria. Era buona la cosa di Osi. Buona uscita carne secchi. Poi Politana con Chiudacchi. Che palla Miranchuk, mamma mia. Bravo Meret. Maronna mia. Torna a porta. Coraggioso nell'uscita bassa. È proprio quelle alte dove non vuole proprio uscire. È incredibile. Molto rischiosa anche la seconda. Pulito. Stanno facendo quello che vogliono là nella zona di Lorenzo. Mamma mia Meret, che paura. Ma no, Miranchuk sta facendo quello che vuole. Si è preso giallo per protesta. È incredibile, voglio. Secondo me non c'era il fallo. La protesta è eccessiva. Ma perché Osimhen sempre il cartellino giallo mentre quelli fanno i falli da giallo e non vengono ammoniti? Io non lo capisco sinceramente. Com'è prevedibile questa cosa di Politano, fa sempre la stessa cosa. Non era mai fuori gioco questo qua di Lorenzo, mai. Questo è un calcio gratuito di Miranchuk su Mario Rui. Ha dato il fallo a Osimhen, vabbè, maglia trattenuta da Ian, maglia tolta da Ian, poi cade e fallo di Osimhen. Yes! Bel gol di Scamacca, errore di Juan Jesus, ma io stavo riflettendo su quanta distanza sta la squadra da Osimhen quando lo lanciamo. Io ho detto la pallata si può fare, ma lo devi accompagnare perché stacca di testa quello, una seconda palla e tu lo puoi. Sì, qua è stato ma perché ve l'ho detto? Ma è stato presuntuoso qua Juan Jesus.
Ah, quindi perché vi dicevo, stavo guardando quel colpo di testa di Hein che gli dà comunque una mezza gomitata così e la prende con la spada. Però ragazzi, non sono altre le cose arbitrali che mi fanno arrabbiare, non queste palle mezze e mezze. Io mi sono svegliato alle 5 del mattino per vedere ciò. L'inserimento di Rachmani è proprio un fattore, mettila bene. Quasi. È chiaro, quindi ai 3 i like sono per me. Fischi. I like sono per me che mi sono svegliato, non per il là. Che è successo? Ho ripreso al 49esimo perché mi scoccio, c'è uno a terra. Ah, c'è Ngong, Zielinski. Quindi Ngong è a sinistra che è morto. Vabbè, vediamo. Ngong, guarda che voglia che tiene. Napolitano. Certo mettere Ngong a sinistra è proprio una bocciatura per Lindstrom, mamma mia. Il ragazzo del Verona. Attenzione Pasalic da solo. Aiuto. Non riusciamo a fare un contropiede. Qua ammonisce. Zielinski, il palo! Mannaggia, questo era un Eurogol! Nato palo! Non ci credo! Madonna mia, che gol stava facendo Zielu! E poi stava succedendo il gol del caso con Osimhen. Che parata, fatta carne secco! Mamma mia, anche sa, pericolosissimo! Rischiosissimo! Politano! Certo, questi nel secondo tempo mettono Cop Miners, Lookman. Mamma mia. Poi come può non essere fallo? Boh, lascia perdere che doveva essere il secondo giallo se è così. Ma qua, anche sa, lo salta netto, prende un calcio, stiamo attaccando. Non voglio parlare degli arbitri, non posso parlare degli arbitri. Ecco qua, bravo Meret! Prima Lindstrom. Ma fa... Bravo Ngong. Zielu, quando gliela dai? Buono, vai Lindstrom. Tira. Offside. Si è struppiato, si è allungato l'inguine. Ecco qua. Non facile fallo. Miranchuk, Meret. Bravo, stavolta te ne sei andato. L'abbiamo richiesto più volte, arriva la doppia punta al posto di Anghissà e Ambapere. Consideriamolo 4-2-4, 4-4-2, insomma. Rachmani, ti sei squagliato. Meret! Madonna mia. Bravo Simeone. No, sì! Oh! Come si è allungato con quel piede. No. Dai, sì! E quante parate! 3 parate, fondamentalmente. Bella palla di Zielu, va in Ngong. Madonna mia. Giallo per Di Lorenzo. Un po' di casino in aria, niente. Dai Lindstrom, dai. Si è squagliato anche lui. Niente, gioca. Bravo, sì, mamma mia. Qualcuno lo deve battere questo fallo. Si è struppiato pure, sì. Cop Miners. Ecco qua, mamma mia. Che giocatore favoloso. È un giocatore favoloso, non c'era lo spazio per fare quello che ha fatto, è favoloso. Che bella scoppola. Doveva arrivare la prima sconfitta di Calzona così è proprio scoppolone, Perché ci dobbiamo rendere conto che non... ma forse se vinciamo gli scontri di re, ma finitela. Bello Simeone, vai, fai gol di Lorenzo, ma no, manco sfizzino gol, una bandiera, niente. Facciamo anche il quarto, gli facciamo fare il quarto. Io volevo già andare in editing. È pure struppiato Lindstrom. Grazie arbitro, 20 secondi in me, ti ringrazio, veramente la carità. Ci hai fatto la carità. Vi abbraccio, ne abbiamo parlato live già prima. I like fate voi, è una questione di... Perché mo arrivano i dislike di quelli là che... perché lo sapete, io perché vi dicevo live. Con me l'analisi da New York, state buono.
di una